Questa immagine che forse poco tempo fa non avreste riconosciuto così facilmente, adesso è diventata a tutti molto familiare, quindi avrete già capito di cosa parliamo questa settimana. Non potevamo non entrare anche noi nella curling mania che ha riempito di telefonate quest'uomo che ha il telefono rovente praticamente da quando l'Italia ha vinto l'oro alle Olimpiadi invernali di Pechino. L'hanno chiamata in tantissimi. Tantissime persone. Il dopolavoro da Trieste, da Treviso, da Grado. Lui, perché ovviamente facciamo le presentazioni come si deve, è il presidente del Curling Club Clout. Siamo all'interno proprio del palaghiaccio di Clout, questa struttura che è una fra le 4 principali strutture dedicate al curling in Italia, e quelli che vedete all'opera sono la squadra che partecipa al campionato nazionale juniores, è così? Esatto, abbiamo vinto 2 volte il campionato italiano ragazzi, e si sono classificati anche terzi. Facciamo il campionato junior e il campionato welcher, che sarebbero quelli in carrozzina. Ecco, per lei stesso è stata una scoperta questo mondo, o sbaglio? È stata una scoperta perché non lo sapevo, non lo conoscevo, colpa di mia figlia che ha incominciato a giocare, sono arrivato qua e sono ancora qua. Il curling però a Clout ha una storia di lunga data. Sì, dagli anni 70 che giocano a Clout, il curling. La pista non era così. Sì. Se prendiamo i vecchi facevano tipo, come si dice, un pendolo per poterle tirare, perché il ghiaccio veniva bagnato e poi tirato con una coperta. Mentre adesso basta un bambino di 6 anni ti fa fare al sasso 45 metri, perché come vedi si fa meno fatica. La pista, è corretto chiamarla così? La fate voi? Eh sì, la facciamo noi. Come? A mano, con una lama che taglia tutte le goccioline, Sì. poi bisogna raccogliere tutta la neve che si raccoglie a mano, poi bisogna pulirla con lo straccio, poi si rifanno le goccioline, bisogna tagliare le goccioline per poter giocare. Perché le goccioline, infatti noi se vediamo qui non è perfettamente liscia, è leggermente a buccia d'arancia tipo, sì, perché questa è la chiave per far scivolare. Per poter scivolare fanno sui sassi, i sassi corrono sulle goccioline. Questi ragazzi sono praticamente cresciuti, poi li conosceremo, ci faremo raccontare dall'allenatore, ma sono praticamente cresciuti facendo curling. È un impegno importante, perché di fatto partecipare al campionato italiano vuol dire fare anche importanti trasferte. Si va fino a Pinerolo, sono andati anche in Val d'Aosta, si va a Bormio, l'anno scorso sono andati a Bormio 2 anni fa. E non tutti abitano qua durante la settimana, quindi anche il discorso allenamenti è difficile. È difficile farli perché ce n'è uno che studia all'Università Trieste, un altro che studia a Belluno, 2 che lavorano. Per fare allenamenti è un po' difficile farli tutti assieme. E il presidente intanto è qua e tiene da conto la struttura, Esatto. alla quale possono rivolgersi però anche amatori, cioè se uno volesse provare, volesse giocare. Basta chiamarmi che io sono sempre disponibile con tutti. E l'allenatore è Luca Colman, che adesso ci aiuterà anche a capire che cosa sta succedendo, perché faranno una sfida 2 contro 2. Il primo tiro solitamente cosa si fa? Si deve andare più vicino possibile al centro o dipende dalle strategie? Allora dipende dalla strategia della squadra, che può essere una guardia, può essere un punto. Si sa che nelle regole del curling le prime 5 stone, se sono a guardia, non possono essere bocciate. Lui cosa sta facendo adesso? Lui ha chiamato il ghiaccio, ha chiamato il tiro che vuole, gli posiziona la scoppa, quello che è indicato per fargli prendere la mira. Ok. Perché alle stone viene applicato il curl, che è da dove deriva la parola curling, che sarebbe la rotazione del sasso. Sì. Perché con il campo ruvido, diciamo, lo stone non sta mai fermo. Ok. E bisogna dargli sempre un giro, orario o antiorario, A seconda? A seconda del tiro che si vuole fare. Quindi lui se lui vuole fare un punto, diciamo, a metà, lui deve calcolare la distanza per posizionare la scoppa che viene mirata dal tiratore. E poi ovviamente questo lavoro che stanno facendo è per continuare a farla scivolare, portarla più avanti o direzionarla anche. Sì, lo ulteriormente. Sweeping, ok. Sì, e viene fatto per velocizzare la stone. Non può essere mai frenata. Vediamo allora cosa succede. Dalla velocità penso una bocciata. Sembra una bocciata.
Eccolo lì. È andato solo a spostarla. Di fatto per te è molto difficile perché li alleni, ci parli, prima si fa tutto, però poi Si durante la parla della partita... strategia sempre prima della partita. Durante la partita l'allenatore non può parlare con i suoi giocatori, non può neanche fare gesti, niente. Solo nella pausa che si fa a metà end, quindi al quarto end c'è una pausa, lì si può parlare, oppure le squadre hanno a disposizione un time out da 1 minuto e 30 per ciascuno a partita. Come ci si allena e cosa prevede l'allenamento? La sola pratica o non solo? Allora l'allenamento prevede sì molta pratica e un po' di strategia, insomma. La strategia si fa anche col tempo, ovviamente più si gioca e più la strategia viene facile, perché ovviamente giocando a un livello alto ho anche giocatori che ti mettono molto in difficoltà. C'è un paragone che spesso viene fatto, però che trovo che sia profano, poco calzante, perché si pensa alle bocce, ma non è così, No. perché c'è una componente forse più scacchistica in questo Sì, sport. qui bisogna essere molto molto precisi e anche chi fa lo sweeping deve essere molto preciso e saper dire lo skip, che in questo caso è il ragazzo qui che chiede Sì. dove vuole il tiro, Sì. e lo scopatore deve saper dire dove esattamente arriva il sasso. Raccontami un po' del vostro campionato, come si svolge, quante squadre ci sono, una partita, come si svolge nel loro caso? Allora, nel nostro campionato ci sono 8 squadre e purtroppo a causa Covid ci sono molti rinvii, noi siamo quarti in classifica, però ci mancano 4 partite da recuperare, quindi si spera bene. Tu stesso hai giocato tanti anni, Sì. tra l'altro anche col neocampione olimpico, mi Contro dicevi. il neocampione insomma. olimpico, sì. E la stoffa Sì, c'era. Contro di Amos, sì. C'era stata per voi la possibilità anche di fare un salto in Serie A? Cioè il Covid vi ha messo un po' i bastoni fra le ruote, Allora, sì, fra noi- le pietre, sì. diciamo. Noi 2 anni fa abbiamo partecipato al campionato di Serie B e ci siamo qualificati per la finale, solo che purtroppo è venuto fuori questo Covid ed è proprio stato annullato il campionato, neanche posticipato, annullato. Pazzesco. E quindi la finale è andata persa così. E il prossimo anno insomma punteremo a riprovare insomma la Serie B. Questa moda vi fa piacere? Vi fa un po' dispiacere che sia solo sporadica, così come era stato per esempio a Torino? Cioè, insomma, come la vivete? Speriamo che sì, si mantenga. Adesso secondo me c'è molta più visibilità, perché è il primo anno comunque che alla RAI fanno vedere anche questo sport. Speriamo che la gente si appassioni un po' e che venga almeno a provare e poi vedere insomma perché anche se si arriva da Pordenone o comunque anche se sia un'ora di strada, insomma una volta a settimana il sacrificio si può anche fare se lo sport piace. Adesso E vediamo, dopo ti faccio la domanda. Sì, sembra buona, eccola lì, bravo. Peccato che era troppo potente. No, la presa doveva curlare ancora un po' per prendere un po' più piena la battente. Il sasso se lo prendo in centro mi si ferma proprio davanti, se lo prendo un po' più spostato mi si sposta, però non di tanto. Se io lo sbecco appena appena questo andrà via e il mio anche. Ok. Sì. Ultima domanda che ti faccio. È lo skip che decide la strategia o la decidono insieme? Perché sentivamo anche molto dialogare poi nella Sì. coppia. Nella squadra è la stessa cosa? Come funziona? Allora, nella squadra sì, viene decisa principalmente dallo skip. Se lo skip è in difficoltà parla con il vice skip, che praticamente sarebbe la persona, il ragazzo che quando lo skip va a tirare prende il suo posto. Vediamo allora questo ultimo tiro. Cosa voleva dire 10, non di più, 9 anche? 10 è la velocità, perché praticamente loro hanno dei secondi. 10 sarebbe la velocità in cui la stone da riga rossa a riga rossa ci impiega ad arrivare. E la calcoli a occhio? No, loro hanno dei cronometri. Ah, Cioè, ok. in questo caso che sono in 2 no, però quando giocano in 4, i 2 scopatori hanno un cronometro che misurano la velocità. In questo Ha caso qui resistito lei adesso, quindi hanno vinto i gialli? Sì, i gialli. Ok, bene. Abbiamo detto tante cose, venite a provare, a questo punto proviamo vi anche aspettiamo, noi siamo sempre qui, abbiamo anche la pagina di Facebook. Che è? Lo diciamo? ASD Curling Club Cloud, scriveteci e prendiamo un appuntamento, insomma venite e proviamo. Presentiamo per finire il quartetto delle meraviglie che è composto da... De Giacinto Samuele, primo giocatore.
Mauro Coleman, skip. Marco Colman, vice skip. Manuel Filipputti, tiro per secondo.